Non ci interessano paragoni. Però pensa che tragedia sportiva se poi il giovane Mbappé frega il suo compagno di squadra che è all'ultimo mondiale e lo frega l'ultimo e tutto. Non lo so. Amici belli, da dove cominciare? Perché io qua tengo un bel foglio. Vedete, se potete fare lo screenshot vi divertite. Ecco, l'avete fatto lo screenshot. Insomma, l'anteprima dell'intro del video era una considerazione mia dopo la vittoria contro la Croazia, dell'Argentina contro la Croazia. E quasi, diceva Gennaro D'Auria, stava quasi facendo. Allora, benvenuto, mamma mia bella. Prima di tutto, le cose importanti, si lasciano i like, le cose importantissime. Io mi sono permesso di fare un paio di short per questa partita, ma la finale merita un video approfondito, anche e soprattutto questa finale, perché se tu l'avessi scritta a tavolino, diciamo che stai facendo un film, diciamo che non è che tu che la organizzi, ecco, diciamo che sei il Qatar e la organizzi tu con i tuoi giocatori delle squadre di club, la scrivi così. Cioè un regista, uno sceneggiatore che vuole scrivere una cosa, la scrive così, la scrive con l'inizio bello dell'Argentina, con Di Maria, con Messi, che capito, si esaltano, e poi il giovane Virgulto che invece si impone e te la ribalta e quasi la stavi perdendo e poi la stavi rivincendo e poi la vai a riperdere e poi la vinci. Cioè, allora, prima di tutto, tatticamente, perché a noi ci piace sempre parlare tatticamente, mi è piaciuta l'idea di Scaloni di mettere Di Maria a sinistra. Nell'ultima partita loro avevano utilizzato praticamente tutti questi difensori centrali, centrocampisti centrali, tutti quanti in linea anche sulle fasce. De Paul viene confermato, il bodyguard di Messi, De Paul, quanto è grosso è diventato, viene confermato a destra e Di Maria a sinistra, pericoloso e non la solita cosa del mancino a destra che deve rientrare così. E in effetti è una cosa che funziona, lui è pericolosissimo, a parte un destro alle stelle su assist di De Paul, si beve Dembélé e il rigore è netto e Messi fa il primo gol. Dopodiché proprio il gol di Di Maria che piange su assist di McAllister, un contropiede fulmineo dell'Argentina che ha giocato bene anche palla a terra, che ha fatto vedere degli begli scambi di prima, insomma gli 1-2, bella roba sudamericana fatta bene. Esce Giroud, qua mi potete dire nei commenti che cosa è successo, perché poi l'ho sentita in spagnolo, quindi non so se avete notizie così, scelta tecnica o tattica, via Dembélé, e lo capisco, dentro Thuram e Kolo Muani, che poi noi del Napoli ce lo ritroveremo col Francoforte, che questa è la punta del Francoforte. Attenzione, tutto ritorna. Insomma, nel secondo tempo un tiro di De Paul al volo parato, Alvarez parato, sempre assist di Maria, poi al 70esimo il primo tiro, il primo squillo di Mbappé fuori, perché fino al 70esimo niente la Francia, non pervenuta, bisogna dirlo assolutamente, timorosi, stanchi, influenzati, quello che volete voi. Argentina padrona del campo, facevano quello che volevano. Un tiro di Enzo Fernandez centrale e poi ginocchio che tocca la coscia, Otamendi su Muani, e c'è il gol di Mbappé. E qua succede il drammone. Vedo Messi che si incupisce come fa sempre. Non vi siete iscritti al canale Telegram. Sì. Ma dimmi tu se su l'ultima parata di Martinez non ci ha messo la mano Diego per fargli vincere sto mondiale. Valentina, è vero, noi siamo così, non ci interessa nemmeno che adesso si farà il paragone, Messi è meglio di Maradona eccetera eccetera. Maradona è argentino, Maradona, se la sua nazionale vince un mondiale lui è contento, non è egoista e dice la devo vincere, la devo far vincere solo io. Maradona è contento, noi siamo contenti per Maradona, anche per Messi che onestamente è l'ultimo squillo della sua carriera. Però dopo il gol di Mbappé l'ho visto incupito, e cosa succede? Non l'ho visto, capito, il capitano che abbiamo visto contro l'Olanda che esalta anche i suoi compagni e li tiene su, no, l'ho visti tutti incupirsi ed è entrata la paura di perdere. Di conseguenza avviene questo gollasso, un vero e proprio gollasso di Mbappé, assist di Thuram, doppio scambio su una palla persa da Messi
recuperata da Coman. Coman per me al posto di Griezmann ha spaccato la partita per la Francia negli ultimi minuti, a posto di un Griezmann che ha fatto un ottimo mondiale ma che in questa partita qua non trovava la sua posizione. Mbappé ancora deviato e poi Messi boom parato, un tiro centrale fortissimo, quindi si va ai supplementari. Vedo un Messi avvilito e stanco, entrano Lautaro e Paredes al posto di De Paul e Alvarez. Upamecano fa un miracolo assoluto su Lautaro e poi ne fa pure un altro dove Lautaro chiede il calcio d'angolo ma non glielo danno. Insomma, non è finita. Messi parato prima, una cosa deviata così, poi Lautaro parato e poi c'è il tap-in di Messi, il famoso, perché questo è il mazzo. Chi mi conosce sa che qua il calcio è il mazzo, è proprio di mazzo che non è in fuorigioco, perché c'è il mazzo di un difensore della Francia che tiene in gioco gli attaccanti dell'Argentina. Arriva il gol di Messi e tutti quanti crediamo è finita, è fatto, proprio Messi che pareggia, la doppietta di Mbappé e quindi è una cosa straordinaria, il grande che non si vuole ancora arrendere. Paredes criminale calcisticamente parlando, perché fa un fallo, è proprio brutto da vedere. Poi c'è il rigore sul tiro di Mbappé e Mbappé ne mette un altro, si pareggia il tutto, entra Dybala, ma prima di arrivare ai rigori ci sarà un miracolo di Martinez proprio su Muani, perché sia Lautaro che si mangia 2 gol clamorosi e sia Muani li rivediamo contro il Napoli, state sicuri. Mbappé poi all'ultimo fa un dribbling incredibile alla Kvara, Mbappé alla Kvara, ma finisce così. Un applauso a Marciniak che riesce ad ammonire Thuram, vede una cosa che era difficile da vedere a occhio nudo e ammonisce Thuram per simulazione. Che bello, grande arbitro, veramente spettacolare. Oltre a Coman mi è piaciuta la scelta di Camavinga al posto di Teo. Camavinga terzino sinistro, ha giocato una finale di partita incredibile, ma poi la lotteria dei rigori. Mbappé fa il suo dovere perché ne mette 4, perché fa 4 gol in totale, perché quasi ci arriva. Messi idem, quasi, e la mette la sua. Sbaglia Coman che aveva spaccato la partita in quegli ultimi minuti, parato. Dybala la mette centrale, quasi, anche lui quasi parato. Tchouaméni la sbaglia e la butta proprio fuori. Paredes anche lui quasi la segna. Muani tira una bomba centrale imprendibile, la mette. E poi Montiel spiazza, dice spiazza per i francesi, spiazza in realtà il portiere, l'unico rigore dove effettivamente il portiere è spiazzato. Ragazzi, voi potete dirmi quello che io, l'Argentina, Messi, Maradona, tutti questi discorsi così, Mbappé, alla fine vincono i catarioti e lo sapevamo già. Non mi interessano i paragoni, non mi interessa la narrativa, è stata una finale divertentissima, bisogna dirlo, godibile, a prescindere dai copioni che uno può scrivere e può immaginarsi. Mbappé quasi da solo ha cercato di farsi risalire la sua nazionale, però è una nazionale che sono tutti forti, e quando hanno raggiunto poi l'obiettivo del primo gol e si sono messi là, hanno messo tanta paura all'Argentina. Quindi la psicologia, cosa fa la testa a volte in campo? L'Argentina con la paura di perdere, la Francia che sembrava di nuovo la squadra così. Però onestamente io tra Argentina e Francia, con tutta la narrativa di Messi che volete voi, Adani, io Adani non lo soffro, cioè l'idea di tifare Francia perché vogliamo andare contro Adani, perché ci sta antipatico che è troppo esaltato per Messi, io non l'ho sofferta, perché le mie telecronache me le sono sentite in inglese dalla Britannia, oppure in spagnolo per tutti quegli sudamericani, non mi tange. Quindi io sono più contento onestamente che ha vinto l'Argentina, è una squadra che se lo meritava di più per quello che ha fatto almeno nella finale. Poi il finale è stato folle, però l'Argentina secondo me meritava di più, e la Francia, che non era pervenuta del primo e nella gran parte del secondo tempo, non doveva vincere. E poi onestamente il calcio è fatto anche di simpatie e antipatie, e a me Deschamps mi è antipatico. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere le vostre emozioni mondiali, se ne avete avute, se non le avete avute non fa niente, perché uno è anche libero di fare le cose così. Però mamma mia! Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.